È attesa in serata la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Trieste per giudicare Paolo Caligaris, condannato in primo grado a 16 anni di carcere per l'omicidio volontario della loro compagna Tatiana Tulissi. Dopo anni di latitanza, un settantenne residente in regione scappato all'estero per evitare il carcere è stato rintracciato e arrestato in Albania. Un friulano lo aiutava a mantenersi a spese dello Stato. Minacciato pesantemente per il disturbo arrecato dalle campane, il parroco di Sant'Osvaldo a Udine stamattina ha comunicato di silenziarle per 15 giorni. Fedeli in rivolta e già a mezzogiorno i primi rintocchi. Un libro sparito dagli scaffali un secolo fa è tornato al suo posto nella biblioteca di un istituto scolastico di Gorizia. Il volume è stato ritrovato tramite i siti di e-commerce dai carabinieri. Partite le Final 8 di Supercoppa a Lignano, il grande basket di A2B su Telefriuli già da questa sera con le gare delle friulane. Web e A+ in campo alle 21. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Dunque è attesa in serata la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Trieste chiamata a giudicare Paolo Caligaris, l'imprenditore di 51 anni condannato in primo grado a 16 anni di carcere per l'omicidio volontario della loro compagna Tatiana Tulissi, 37enne. La donna fu uccisa con 3 colpi di pistola l'11 novembre del 2008 all'ingresso della villa di Caligaris a Manzano, dove i due vivevano. La Camera di Consiglio si è ritirata in tarda mattinata con la previsione di almeno 5 ore di tempo per formulare la sentenza. L'avvocato di Paolo Caligaris, Rino Battocletti, durante la ringa in Corte d'Assise d'Appello a Trieste, in occasione della precedente udienza, ha chiesto l'assoluzione con formula piena per il suo assistito. Era scappato dall'Italia per evitare il carcere. Un settantenne residente in regione è stato rintracciato e arrestato in Albania. L'appoggio per vivere all'estero gli arrivava proprio dal Friuli, aveva scogitato un piano per il suo mantenimento, il tutto alle spalle dello Stato. Seguendo il denaro, la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare ed estradare un latitante di 70 anni che dal Friuli era scappato in Albania. L'uomo, originario di Cosenza ma da anni residente in regione, era stato condannato a 13 anni di carcere per diversi reati, tra i quali bancarotta fraudolenta, frode e truffa. Da qui la sua fuga a Tirana con la complicità di un compare che dalla provincia di Udine gli spediva regolarmente dei soldi per poter vivere all'estero, anche ottenuti illecitamente. Il condannato infatti percepiva una pensione sociale a cui non aveva diritto, con danni alle casse dell'INPS calcolati in 24.000 euro. L'attività investigativa prima ha permesso negli ultimi mesi di localizzare le utenze telefoniche in uso al latitante, poi di scoprire che percepiva gli assegni di sostegno. Proprio grazie a questo ultimo indizio, gli inquirenti sono riusciti ad individuare gli sportelli bancomat dai quali un complice prelevava il contante per poi trasferirlo con money transfer in Albania. Le indagini, condotte anche attraverso i social utilizzati dal settantenne, hanno quindi consentito di individuare la residenza del condannato e di arrestarlo. Ieri sera è stato estradato in Italia e portato in carcere a Civitavecchia. Iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento anche il compare, un 65enne residente in provincia di Udine. Dopo essere stato colpito al volto, si è ritrovato una lama di 8 cm puntata alla gola. Momenti di panico ieri sera per un agente della Polfer di Trieste, aggredito improvvisamente da un 25enne che si era presentato negli uffici con la scusa di sporgere una denuncia. Una volta fatto accomodare nella stazione, il giovane ha assalito l'agente per poi scappare all'esterno lungo viale Miramare. È lì che è stato fermato dagli agenti e trovato in possesso anche di un coltellaccio da cucina e di un altro coltellino con una lama ricurva. L'aggressore, già assistito dal centro di salute mentale, è stato arrestato e condotto in carcere. Ora dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e del possesso di oggetti atti a offendere. L'agente ferito è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga questa mattina ha parlato dell'aggressione verbale di una Novax nei confronti del segretario del PD Letta avvenuta ieri a Trieste e ha detto di esprimere solidarietà a Letta ma anche di invitare tutti a non utilizzare in maniera spregiudicata a fini politici il clima di tensione che c'è.
Se oggi c'è questo clima, la colpa è di alcuni partiti, la Lega, che hanno avuto un comportamento ambiguo sul tema dei vaccini. Enrico Letta, segretario del PD, ieri a Trieste, dopo l'irruzione al suo comizio di una militante anti-Green Pass, ha puntato il dito e oggi è arrivata la replica del presidente Massimiliano Fedriga. Per quanto riguarda le parole di Letta, io gli esprimo solidarietà. Invito a non utilizzare in modo spregiudicato una tensione che c'è a propri fini politici per attaccare uno o l'altra forza politica. Lo dico perché se si utilizza questa spregiudicatezza, invece di unire il Paese si rischia di dividerlo. È quello che continuo a dire da una parte e dall'altra, che oggi dobbiamo non tramutare una situazione difficile per il Paese in una lotta fra bande. E da entrambe le parti dobbiamo lavorare per questo. Quindi invito anche il segretario del PD Letta a ragionare in tal senso e non alimentare scontri di questo tipo, perché li reputo poco opportuni e poco utili al Paese. La definizione free vax di Matteo Salvini potrebbe alimentare certi sentimenti. Perché se uno dice che, voglio dire, voi sapete come la penso, l'ho detto in modo chiaro, ma free vax qualcuno dice che vuol dire che dica che siamo come gli ebrei. Mi sembra veramente una cosa fuori luogo dare la responsabilità a Salvini di un'affermazione di questo tipo, come ha fatto la signora ieri. E mi sembra appunto un'affermazione strumentale e azzardata che non aiuta ad accompagnare il Paese in questo momento difficile. Dalla Regione è arrivato un no alla richiesta di Anna Ciriani di rinviare il voto a Pordenone, ma la candidata e la sua lista presenteranno un nuovo ricorso al TAR chiedendo la sospensione delle elezioni. Il motivo del contegno e del minor tempo di campagna elettorale rispetto agli avversari dopo l'iniziale esclusione da parte della Commissione elettorale. Nessun rinvio, a Pordenone si deve votare come da calendario il 3 e 4 ottobre e questa è la risposta arrivata dagli uffici dell'assessorato regionale alle autonomie locali ad Anna Ciriani e alla sua lista Amiamo Pordenone. La candidata alla corsa per il municipio aveva chiesto di posticipare le elezioni nel capoluogo del Friuli Occidentale perché l'iniziale esclusione subita dalla Commissione elettorale per moduli non conformi nella raccolta firme, confermata da tale Consiglio di Stato in un primo momento, le ha fatto perdere 20 giorni di campagna elettorale, dal 31 agosto fino alla riammissione del 22 settembre, avvenuta in seguito a una nuova sentenza del Tribunale amministrativo. Secondo la Regione, però, come sottolineato dall'assessore Pierpaolo Roberti, la fattispecie del caso non rientra nelle cause di forza maggiore previste dalla norma, come potrebbero essere una calamità naturale o un grave impedimento al voto. Inoltre, la lista della Ciriani e il parere tecnico dell'assessorato si è avvalsa della possibilità di ricorrere contro la mancata ammissione e ha espletato i 3 gradi di giudizio. L'ultima sentenza del TAR, peraltro, è intervenuta in tempo utile da consentire la regolare affissione del manifesto delle candidature entro il 25 settembre con la presenza dei candidati della lista civica. Ma non finisce qui, perché la lista Amiamo Pordenone, attraverso il legale candidato al Consiglio, l'avvocato Francesco Furlan, sta preparando un nuovo ricorso al TAR che sarà depositato in giornata. La richiesta al Tribunale amministrativo è quella di sospendere le elezioni, sempre perché Anna Ciriani ha avuto meno tempo per fare campagna elettorale. Il TAR dovrebbe fissare l'udienza a inizio settimana prossima e andare a sentenza poco dopo, a ridosso del voto, che vedrà in corsa anche Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per centrosinistra e 5 Stelle e Vito Clout di Coalizione Etica. Difficile prevedere quel che accadrà ora perché non ci sono precedenti simili. Nel caso il TAR sospendesse il voto, spetterebbe poi alla Regione fissare una nuova data. I dati Covid aggiornati a oggi con i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Regione che scendono a 10. E questo è il dato più importante riportato nell'ultimo bollettino fornito dalla Protezione Civile regionale. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, sono 84 le positività totali rilevate, 79 da tamponi molecolari, 4.031 e altre 5 dai 4.609 test antigenici effettuati. Sono 4 i nuovi richiedenti asilo trovati positivi al Covid e tra i casi rilevati anche quello di un infermiere e un dipendente dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, oltre ad un operatore di una casa di riposo di Trieste. Parlando di mondo del lavoro, rispetto allo stesso periodo del 2020 in Regione le ore di cassa integrazione nel mese di agosto sono diminuite del 42%, tuttavia aumentano le richieste di piccole attività produttive che si rivolgono al sindacato per capire come avviare la procedura per dichiarare esuberi.
Sono numeri piccoli e per questo non fanno rumore, ma si stanno diffondendo in diverse realtà produttive del Friuli. Sono le richieste da parte di piccole aziende di come avviare eventuali procedure per dichiarare esuberi. A lanciare l'allarme è Renata Della Ricca della segreteria regionale della CISL, referente del sindacato per Udine e la Bassa Friulana. Solo nelle prime ore di oggi, riferisce Della Ricca, ne ho ricevute 2 che si sommano a quelle che hanno cominciato ad arrivare quotidianamente dall'inizio di questa settimana. Barlumi di speranza per la ripresa post-pandemia arrivano invece dalla situazione delle grandi attività produttive, nelle quali si segnala una riduzione complessiva dell'utilizzo della cassa integrazione. Secondo dati forniti dalla CGIL, con 2.359.000 ore tra cassa integrazione e FIS, Fondo Integrazione Salariale, agosto è il mese del 2021 che si è chiuso con il minor volume di interventi autorizzati dall'INPS, mentre il totale di ore autorizzate corrisponde al 42% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Ma cresce la preoccupazione dei sindacati per l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per i lavoratori. Il problema si porrà per percentuali che vanno dal 5 al 10% nell'Udinese, per arrivare anche al 40% di alcune realtà produttive dell'area giuliana. Le percentuali sono ricavate dai numeri di lavoratori che non accedono alla mensa aziendale perché privi del certificato richiesto. Le voci che abbiamo sono di persone che non intendono vaccinarsi, quindi noi dobbiamo comunque porre delle tutele, ovvero capire il tampone che verrà fatto ogni 72 ore, chi lo pagherà, perché sarà un costo. Sarà un costo anche il fatto che se l'azienda dovrà sospendere questi lavoratori non avranno la retribuzione, non ci sarà licenziamento e così via. Sarà oggetto di trattativa. E a Tolmezzo intanto gli addetti alla produzione dell'automotive sono salvi, ma non ci sono ancora notizie per quanto riguarda invece la parte impiegatizia. La direzione del gruppo Marelli, che oggi ha incontrato i sindacati nazionali, ha parlato di 1.500 esuberi su impiegati e dirigenti concentrati negli headquarters che contano 3.500 dipendenti nel mondo e 500 in Italia. I 1.500 esuberi annunciati dalla Marelli interesseranno impiegati afferenti ai quartieri generali, ossia gli headquarters, che nel mondo sono 3.500, in Italia 500. È quanto emerso dall'incontro tra la direzione generale del gruppo e le rappresentanze sindacali nazionali. L'azienda, spiega un comunicato sindacale unitario, intende ridurre il numero di divisioni portandole da 9 a 6 e contenere i costi in risposta al crollo della produzione di auto conseguente alla carenza di microchip sul mercato. Sospiro di sollievo quindi per gli addetti alla produzione all'automotive di Tolmezzo, anche se al momento non si conoscono le possibili eventuali ricadute sul personale impiegatizio. È quanto riferiscono i rappresentanti sindacali di FIM CISL, Wilm Will, Fabiano Venuti e Giorgio Spellat, in attesa di avere maggiori chiarimenti dalla direzione dello stabilimento tolmezzino. A livello nazionale i sindacati hanno ribadito la necessità di proseguire il confronto sui temi degli headquarters, di allargare il ragionamento alle strategie industriali per conoscere i piani di investimento per l'Italia e di chiedere l'interessamento del governo per garantire il futuro del gruppo centrale nella componentistica in Italia. Di imprese e capitale umano si è parlato nel convegno di apertura di Next, Festival della Scienza, che è partito oggi a Trieste. Il confronto ha visto un dialogo tra Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, Stefano Veniera, amministratore delegato del gruppo ERA, e Vera Negri Zamagni, che è docente di storia economica a Bologna. Tecnici, grazie alla presenza dell'Istituto Malignani, ne troviamo. Resta però il problema laureati. Parole del presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, a margine del convegno di apertura di Next, il Festival della Scienza iniziato oggi a Trieste. Emigriamo per cercare ingegneri da altre università o stabiliamo degli uffici tecnici in altre aree, tipo Croazia, Ucraina, Russia e così via, con dei ottimi risultati. Perché una cosa positiva dell'Unione Sovietica era la formazione tecnologica nelle università, veramente di alto livello. Concetti condivisi anche dall'AD del gruppo ERA, Stefano Venier. Capitale umano, abbiamo scoperto anche a valle degli eventi recenti, è uno degli assi fondamentali e sarà sempre più importante per affrontare in modo agile quelle che sono le sfide che abbiamo di fronte. I grandi cambiamenti
con i quali ci dovremo confrontare. Questo richiede competenze specialistiche, ma richiede anche competenze umanistiche, poiché è dalle competenze umanistiche che si trae quella capacità di adattamento che si rende necessaria. Resta poi il nodo della semplificazione e dello stop alle nuove tasse chiesto a gran voce alla politica dal mondo delle imprese. Io credo, speriamo, come tutti abbiamo la speranza, tutta la responsabilità la stiamo dando al Presidente Draghi, che essendo un uomo pratico, un uomo che si è confrontato con la realtà dei risultati in tutta la sua vita, probabilmente ci auguriamo riuscirà a velocizzare quello che non è riuscito a fare nessuno sin qui. Un settore duramente colpito dalla pandemia è quello della moda. È una sfilata di moda, questa sera ne rappresenterà la ripartenza. È tutto pronto in Piazza Libertà, nel cuore di Udine, per la Fashion Night, un evento che sarà trasmesso in diretta su Telefriuli a partire dalle 20:30. E allora ci colleghiamo per saperne di più in diretta con Marco Pasquariello. Buonasera Francesca, buonasera a chi ci guarda da casa. Siamo in Piazza Libertà, nel cuore di Udine, appunto per l'evento Udine Fashion Night, prima edizione di questo evento, di questa sfilata di mode di alcune delle firme più importanti di Udine e della provincia, di alcuni degli atelier più importanti di Udine e della provincia. Hai detto bene Francesca, per aiutare uno dei settori più pesantemente colpiti dalla pandemia, quello dei matrimoni, perché ci saranno anche sfilate di abiti da matrimonio, ma in più generale quello della moda. Qui sul palco, in Piazza Libertà, appunto sul plateatico di Piazza Libertà, ci saranno alcuni dei più importanti atelier che sfileranno in questa occasione, guidati da Barbara Beltrame e da Anna Mareschi Danieli, che ha fortemente voluto questa serata, che Telefriuli trasmetterà in diretta a partire dalle 20:30. Da qui è tutto, appuntamento come detto alle 20:30. A te Francesca. Grazie, a più tardi. Allora in diretta su Telefriuli. Sono dedicati ai settori della cyber security, della realtà virtuale aumentata e della visione artificiale, dei sistemi autonomi, dell'intelligence e security, 5 nuovi laboratori informatici che sono stati inaugurati oggi dall'Uniud Lab Village. Sono stati inaugurati oggi 5 nuovi laboratori informatici dell'Uniud Lab Village, polo per il trasferimento tecnologico dell'Università di Udine, sostenuto da Regione Friuli-Venezia Giulia e Fondazione Friuli. Si amplia un'area interamente dedicata allo sviluppo di nuove soluzioni nei campi più avanzati delle tecnologie digitali al servizio del territorio. Oggi inauguriamo un blocco di laboratori, un'area sulla cyber intelligence, sulla cyber security. Poi abbiamo un laboratorio dedicato alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e alla visione artificiale, un laboratorio dedicato all'IoT, quindi all'Internet of Things e alla robotica, e alla cooperazione utente con robot, interazione. Abbiamo poi un laboratorio sui sistemi autonomi, quindi sia droni aerei che droni subacquei, con i quali abbiamo già fatto interessanti sperimentazioni nelle acque dell'Alto Adriatico, quindi vicino alla nostra regione. E poi abbiamo un laboratorio di intelligence and security che ha come obiettivo quello di andare a scovare le fake news, recuperare informazioni non corrette e segnalarlo ovviamente agli utenti e agli enti preposti. A Gorizia, in piazza Transalpina, oggi un evento con vista al 2025, quando insieme Gorizia e Nuova Gorizia saranno capitale europea della cultura. Per la prima volta 2 scuole delle 2 città si sono incontrate sul confine. Quella che era stata storicamente una piazza divisa dalla cortina di ferro, per una mattina è diventata una classe a cielo aperto. Oggi quasi 100 ragazzi dell'Istituto in Lingua Slovena Cankar di Gorizia e il Ginnasio di Nova Gorizia si sono dati appuntamento in piazza Transalpina, dando vita a laboratori e attività per conoscersi al di là del confine. L'obiettivo è l'incontro delle 2 scuole, dei rispettivi studenti in vista del 2025, quando Nova Gorizia e Gorizia saranno capitali della cultura. In primavera abbiamo iniziato a progettare questo primo incontro conoscitivo e l'obiettivo è continuare questo percorso comune. È il primo giorno di questo nostro progetto, il primo evento insieme. Stiamo già progettando di cooperare insieme in futuro. I ragazzi oggi partecipano a diversi workshop che vanno dalle lingue all'arte, passando per la storia. Noi stiamo studiando russo
È una bella giornata, mi piace condividere e conoscere i nostri vicini. Eh sì, ci stiamo divertendo molto e sì, si può andare oltre perché siamo insieme, sempre stati insieme. Nella parrocchia di Sant'Osvaldo a Udine per 15 giorni le campane non dovevano suonare, questo perché Donezio si era sentito minacciato da una protesta ricevuta via telefono relativamente proprio al suono delle campane. Dunque ha fisso questo avviso di sospensione in bacheca, ma i fedeli non l'hanno presa affatto bene, da lì è partita la controprotesta. Si è sentito minacciato per il suono delle campane della sua parrocchia, così Donezio, parroco del quartiere di Sant'Osvaldo di Udine, aveva deciso per 15 giorni di non farle suonare. Una violenta protesta ricevuta via telefono in segreteria con minaccia di denuncia per disturbo alla quiete pubblica. Questa mattina Donezio aveva posto in bacheca il messaggio del silenzio per i 15 giorni e girato poi nei vari gruppi WhatsApp legati alla parrocchia, ma che non è stato gradito. Delle persone mi avevano protestato e avevano lasciato segnare sulla segreteria telefonica. Ho raccolto questo segnale e siccome ho notato che erano piuttosto offese da questo suono delle campane, ho detto spegniamo le campane e ho dato l'avviso attraverso il WhatsApp ai parrocchiani, i quali si sono sentiti evidentemente offesi, toccati nella loro tradizione, evidentemente. E allora ho smesso tutto, ho riaperto questa mattina e quindi hanno potuto risentire le loro campane. Sei sentito spaventato? È la prima volta che gli capita una cosa del genere? Qualche protesta c'è sempre attorno al campanile, c'è sempre, no? Ma d'altronde questo campanile qua sono 80 anni che è lì. La singolare e centenaria avventura di un libro preso in prestito da una biblioteca che dopo un secolo è tornato a disposizione degli studenti di un istituto scolastico di Gorizia. Il volume è novelle dal XIII al XX secolo di Ermenegildo Pistelli, sparito o trafugato negli anni tra il 1926 e il 1928. Una raccolta che è stata restituita dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine, che l'hanno intercettata monitorando i siti di e-commerce dopo essere stati richiamati dai segni distintivi presenti sul frontespizio, ovvero il timbro e il numero di inventario inequivocabilmente riferibili alla scuola Favetti di Gorizia, ora scuola media Isaia Ascoli. E dunque il libro, dopo essere stato sequestrato, è stato riconsegnato alla dirigente dell'istituto goriziano Eleonora Carletti dal comandante del nucleo Lorenzo Pella. Nessun procedimento è stato condotto verso il detentore del volume, inconsapevole della natura pubblica dell'opera dopo quasi 100 anni. C'è una rassegna che parte oggi al Museo Etnografico e Museo Friulano di Udine. Vediamo di cosa si tratta. Racconta la nascita del pensiero scientifico in Friuli, soffermandosi in particolare sulla meteorologia e su figure di studiosi che si sono distinte in questo campo. La rassegna ospitata dal Museo Friulano di Storia Naturale e dal Museo Etnografico. La rassegna propone tra l'altro oggetti utilizzati da Girolamo Venerio a cavallo tra il 1700 e il 1800, come quelli per la rilevazione del possibile arrivo della grandine. L'argomento è di grandissima attualità, i cambiamenti climatici sono una realtà, siamo tutti preoccupati e noi abbiamo fatto un passo indietro, siamo nel 1700, fine 1700, inizi del 1800, ricordando un grande udinese, un grande scienziato, Girolamo Venerio, che misurava temperature, faceva esperimenti sulla meteorologia, su altri aspetti legati un po' all'ambiente, quindi una persona antesignana rispetto a adesso che abbiamo i satelliti, abbiamo situazioni molto diverse di quella volta. La collezione di Girolamo Venerio, quella degli strumenti, è veramente una grandissima collezione fatta di oltre 100 pezzi. Al Museo Etnografico del Friuli abbiamo esposto essenzialmente quelli che servivano a misurare la terra e quelli che servivano appunto a, diciamo tra virgolette, prevedere i temporali. Mentre al Museo di Storia Naturale, al Museo Friulano di Storia Naturale, abbiamo scelto di fare un focus sulla meteorologia. In Friuli Occidentale sono partiti 5 nuovi sportelli dedicati a tutte le vittime di violenza.
5 nuovi sportelli antiviolenza per aiutare chi si sente vittima di abusi saranno attivati a breve in altrettanti comuni del Friuli Occidentale: Aviano, Polcenigo, Montereale Valcellina, San Quirino e Roveredo. Quest'ultimi due toccati profondamente dal femminicidio di Aurelia Laurenti, uccisa dal compagno il 25 novembre scorso. L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Regione in collaborazione con i servizi sociali. Andiamo a rendere un servizio importantissimo alle donne, alle quali chiediamo di assolutamente far emergere quelle situazioni di disagio che possono verificarsi in ogni famiglia. A gestire gli sportelli, ai quali si può accedere dopo un primo consulto telefonico, è l'associazione udinese 0 su 3. Ci saranno le operatrici e forniranno tutto il supporto psicologico necessario. Poi, se richiesto, verrà fornito anche un supporto di tipo giuridico con i primi rudimenti per spiegare alla donna come può muoversi nel caso in cui voglia uscire dalla spirale della violenza e quindi voglia affrancarsi per riniziare un nuovo percorso. Con Irene Grandi questa sera e Matt Bianco domani prosegue Vocalia a Maniago, che ieri è stata inaugurata dalla voce di Alex Britti. Piove sui poveri soldati, sui campi abbandonati e sulla mia città. Ha preso il via con l'energia e il virtuosismo blues di Alex Britti la 14ª edizione di Vocalia, il festival internazionale di musica promosso dal comune di Maniago. In un teatro Verdi al completo, naturalmente con i limiti delle restrizioni Covid, il chitarrista e cantante romano ha presentato il suo progetto speciale, una scaletta di brani meno noti e una selezione di quelli di maggior successo che hanno segnato la sua carriera. Britti ha portato sul palcoscenico di Maniago la sua band di musicisti di spessore internazionale, ai quali si è aggiunto il trombettista jazz Flavio Boltro, spesso coinvolto in duetti di pregevole spessore jazzistico. Quest'anno è un progetto speciale perché è un anno speciale, ahimè, e quindi ho fatto un progetto speciale. Io sono già più 2, 3, 4 anni che sono in modalità speciale, nel senso che ho abbandonato il pop, non le canzoni ci suonano, ma la sonorità pop l'ho un po' mollata, cerco di suonare di più, di fare le cose più suonate, seguendo più una sonorità blues, jazz, tutto un po' più suonato, un po' più da musicista, continuando a rispettare le canzoni mie, però, cioè il mio repertorio, però suonato con un'altra intenzione. Poi al giorno d'oggi avevo voglia di fare qualcosa di diverso, quindi ho fatto una specie di quintetto jazz e dintorni per suonare il mio repertorio e anche il mio nuovo repertorio, dove ci sono un po' di strumentali, un po' di musica suonata che non c'è ancora su nessun disco, e quindi è un progetto più che speciale. Dopo la Udine Fashion Night, questa sera grande basket su Telefriuli con la Supercoppa che è partita a Lignano, le Final 8 che vedono impegnate anche APU e Web Gesteco Cividale, partite trasmesse appunto da Telefriuli già a partire da questa sera. Tutto il quadro tra poco a Sport FVG, parleremo anche di dilettanti e del Pordenone in campo domani. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.